Settima corsa, premio Comuni della Collina Romagnola. Sono cavalli e anziani, 10 al via, categoria G. 1 Zaffiro Trio, Marco Stefani, 2 Briscola Matley, Davide D'Antoni, 3 Armail, Maurizio Cheli, 4 William Vic, Antonio Di Nardo, 5 Undebe, Luca Lovera, 6 Tenor de Lun, Carmine Piscoglio. Seconda fila 7 Zinial, Luca Farolfi, 8 Ascanio, Marco Guzzinatti, 9 Blackfire Horse, Marco Basile, 10 Velesdaghi, Giorgio Cassani. Stacco della macchina, veloce, William Vic cerca di prendere il comando, partono veloci anche Undebe e Tenor de Luna al largo, poi lungo la corda è Briscola Matley che ha scavalcato Zaffiro Trio mentre cerca di sistemarsi terzo. Artmail, intanto c'è l'errore di Briscola Matley. Briscola Matley squalificato. 200 metri in 14,6 con in vantaggio William Vic. Poi vediamo in seconda posizione si è sistemato il numero 6 di Tenor de Lun approfittando dell'errore di Briscola Matley, 400 che vanno via in 31, intanto si formano anche pariglie all'esterno con William Vic che ora ha moderato il ritmo con Antonio Di Nardo, scoperto è Undebe con Luca Lovera, poi anche Ascanio e Velesdaghi su percorsie esterne. 600 metri in 47 scarsi, siamo al passaggio davanti alle tribune, sempre William Vic in controllo su Tenor de Lun, poi terza la corda Artmail, treno esterno è composto da Undebe, Ascanio, Velesdaghi e Blackfire Horse. Giro in 1-2-3, 32-2 il secondo quarto con William Vic sempre in controllo, ora Velesdaghi accenna la terza ruota. Viene però prevenuto nella sua manovra da Ascanio, intanto va via il primo chilometro tattico in 1.18,2. Siamo sulla retta di là, c'è lo scatto di Velesdaghi in terza ruota che cerca di scavalcare il numero 5 di Undebe, va direttamente a contatto di William Vic. Retta di là passata in 14,5 con Velesdaghi che ha completato il sorpasso e ora a diretto contatto di William Vic che però ora allunga. Siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione, William Vic e Velesdaghi in lotta. Retta d'arrivo, William Vic si presenta in vantaggio, Velesdaghi ci prova ancora, poi lungo la corda Tenor de Lun, rompe William Vic e quindi Velesdaghi a corsa vinta e viene a vincere davanti al 9 di Blackfire Horse e probabilmente il 6 di Tenor de Lun, quindi il ritorno alla vittoria dopo lungo tempo di Velesdaghi. Giorgio Cassani alla guida al training, colori di Paolo Morelli per il figlio di Igor Font e Ivan Kadaghi. Stava comunque correndo bene, ha approfittato di William Vic che è stato sollecitato negli ultimi metri ma si è gettato di galoppo e quindi Velesdaghi che viene a vincere. Vediamo la lotta per il secondo posto che vede il numero 9 di Blackfire Horse battere Tenor de Lun e per il quarto posto Artmail. Quindi si conclude la giornata di questa sera con la vittoria di Velesdaghi. L'appuntamento è per domani sera con un'altra giornata di corse dall'ippodromo di Cesena.